Le crisi possono portare anche ad opportunità. L'emergenza coronavirus ha obbligato a casa molti veneti e ha chiuso molte attività. Quindi reinventarsi è d'obbligo, come hanno fatto in questa palestra di Padova, dove quella che era una sala dedicata all'attività fisica è diventata un set per le riprese. Questa è una sala, come si può vedere, è una sala prevalentemente di corsi, di attività di corsi di gruppo, spinning, dallo spinning al Pilates alla Zumba, attività poi varie, che dal 15 di aprile abbiamo praticamente trasformato in uno studio di registrazione con tanto di luce, di videocamera, eccetera. Nella diretta hanno la possibilità di interagire con l'istruttore con la chat, direttamente con la chat, in maniera tale che poi l'istruttore, questo logicamente è un costo registrato, ha la possibilità di interagire. L'idea sembra piaciuta, tanto che dopo le riaperture sono in molti quelli che preferiscono questo tipo di servizio. Stiamo notando è che, tipo, faccio un esempio di ieri, abbiamo fatto lo yoga dal vivo, 3 persone presenti, lo yoga visto in diretta e c'erano 15 persone presenti in piattaforma. Non solo yoga o pilates, anche altre attività sono fruibili da casa. Stiamo scoprendo questa attività, questa nuova attività la stiamo scoprendo e faccio l'esempio proprio, prendo spunto dallo spinning. Abbiamo avuto richieste di persone che hanno voluto fare spinning, sono venute a prendere in noleggio, tra virgolette, delle biciclette da spinning e con il nostro istruttore siamo riusciti a fare anche lo spinning da casa.